E allarme invece per quel che riguarda i pediatri. Da febbraio 2000 bambini restano senza medico a Trieste a causa di 2 pensionamenti. Su questo tema Alessandra Zigaina ha sentito per noi il segretario provinciale di Trieste della categoria Federazione Italiana Medici Pediatri, Mauro Stradi. Sentiamo. Era noto, da aprile, quando uno dei pediatri ha presentato la domanda di quiescenza per pensione, e un altro pediatra si sa che andrà in pensione perché ha raggiunto i termini di età. Quindi in questo momento qua ci sono circa 350 bambini che non possono essere assorbiti dai pediatri. E tra poco ci sarà altri 1100-1150 bambini che avranno la stessa sorte, cioè non hanno nessuna possibilità di avere un pediatra di base. La soluzione adesso avrebbe dovuto essere già presente, di avere prima un sostituto, cioè un pediatra provvisorio, e dopo un altro pediatra provvisorio, in attesa che a norma di legge ad aprile venga indetto un concorso che presumibilmente entro luglio potrà vedere due nuovi pediatri di Trieste. Certo, questo doveva essere fatto prima e non all'ultimo momento. La situazione era nota, noi l'abbiamo fatto presente all'azienda di nostra iniziativa ai primi di ottobre, ma si sono mossi molto lentamente e molto in ritardo. Come vi abbiamo anticipato, oggi si parla di sanità. Vi presento subito gli ospiti che ci hanno raggiunto: il presidente dell'Ordine dei Medici di Trieste, Claudio Pandullo, e la dottoressa Mina Maknic, medico che fa parte del comitato aspiranti specializzanti. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno alle telespettatrici e telespettatori, grazie dell'invito. Dottor Pandullo, l'abbiamo sentito nel servizio di Alessandra Zigaina, mancano pediatri e nei prossimi anni con i pensionamenti mancheranno anche altri medici. Diamo intanto un po' di numeri. Quanti sono i medici a Trieste? In regione sono più di 8.129 all'ultimo sondaggio. Di questi in attività sono circa 2/3, quindi circa 6.500 medici. È chiaro che l'età media dei medici in Italia in servizio è una fra le più alte in Europa. L'età media parliamo di 55 anni. Quindi nei prossimi 4-5 anni è prevedibile, intorno al 2018-2019, una possibile mancanza di medici in Italia sicuramente. Questo è stato già valutato. Ricordiamo qual è il percorso per diventare medico: una facoltà a numero chiuso, una laurea, dopo la laurea un'abilitazione, ma per trovare lavoro nel sistema sanitario nazionale, che se non sbaglio impiega la maggior parte dei medici, i 2/3, diciamo 75-80%, quindi la maggior parte, sì, pubblico, con qualche sistema di o come assunzione oppure con dei convenzionamenti che comunque di fatto fanno capo al servizio sanitario nazionale e regionale. È necessaria quindi una scuola di specializzazione? Assolutamente sì. Quanti accedono? In linea di massima il percorso del medico è essenzialmente fatto da un numero chiuso, con una selezione effettivamente molto importante, anche perché è stato fatto il concorso a livello nazionale, 6 anni di studio, generalmente un medico si laurea in 6 anni e mezzo, 7 circa, e dopo una specializzazione che varia adesso dai 5 ai 6 anni, mentre in Europa le specializzazioni durano al massimo 4-5 anni. La dottoressa Maknic ha fatto questo percorso, quest'anno il concorsone nazionale, e ci sono stati parecchi problemi, l'abbiamo letto sui giornali. Sì, ci sono stati diversi problemi perché ci sono state delle criticità sia prima che dopo il concorso. All'inizio abbiamo avuto un'attesa di 15 mesi senza sapere nulla sul come e quando verrebbe fatto il concorso. Quando è uscito il bando non è stata data una bibliografia e nemmeno un programma. E poi proprio nel concorso? Nel concorso ci sono state delle irregolarità sulle sedi, ci sono stati dei problemi con delle medie molto diverse tra le varie sedi rispetto alla media nazionale, quindi molto più alte di gruppi di persone intere. Ci sono stati dei problemi di blackout, dove poi le persone hanno dovuto rifare il concorso dopo che hanno potuto confrontarsi tra di essi. E successivamente poi è stato reso noto dal Ministero dell'Istruzione che c'è stato un errore gravissimo da parte del Cineca, che si è occupato della programmazione del concorso, dove sono state invertite 2 prove intere, quindi un gruppo di 30 domande della prova. Diciamo che come primo tentativo di concorso nazionale dovranno, come dire, migliorare. Peggio di così, francamente penso che... Però le graduatorie, che è quello che poi interessa chi fa il concorso, oltre a tutti questi problemi, anche quelle hanno avuto dei problemi, nel senso che adesso non sono ancora completate. Molti di chi
No, le graduatorie dovevano essere completate l'8 dicembre, ma allo stato dei fatti l'8 dicembre solamente neanche un terzo dei posti erano occupati, perché c'è uno scorrimento troppo lento, perché le persone devono decidere appena in quale specialità entrare, potendo aver provato diverse specialità, e quindi la cosa si sta protraendo in maniera decisamente molto lunga. Quali sono le conseguenze, dottor Pandullo, di tutto questo? Le conseguenze sicuramente una mancata programmazione, questo è evidente, dal punto di vista pratico, anche l'impossibilità di avere un corso di formazione definitiva assolutamente adeguato. Cioè cerchiamo di fare dei concorsi in tutto il mondo, si entra per dei concorsi, però cerchiamo di farli in maniera tale da rendere conto anche della possibile collocazione nel mondo del lavoro, assolutamente. E lei mi diceva che proprio per la collocazione nel mondo del lavoro c'è un problema, nel senso che se a medicina cedono 11.000 persone, ma poi solo 5.000 trovano spazio nella pubblicità. Diciamo che si laureano mediamente ogni anno fra le 8.000 e 9.000 medici, e le borse di studio a disposizione sono praticamente poco più di 5.000, altre 1.000 quelle per quanto riguarda le specializzazioni cosiddette ospedaliere, altri 1.000 posti sono per la medicina generale, perché anche per fare il medico di medicina generale è necessaria una specializzazione di 3 anni, quindi in pratica c'è la sistemazione effettiva per 6.000 medici, e chiaramente gli altri 2005-2009 rimangono, come dire, così in giro a spasso. O vanno all'estero. Creando una perdita proprio di risorse umane importantissime, perché figuratevi, studiare per 6 anni medicina vuol dire sicuramente un investimento da parte della comunità, e comunità vuol dire università, famiglia, tutta la società civile, e dopo regalare questi medici che sono assolutamente estremamente richiesti sia in Austria, Slovenia, in Germania, in Francia, in Inghilterra soprattutto, regalarli in uno Stato straniero. Lei ha parlato prima di medici di base, io non posso non chiederle della riforma sanitaria regionale che ha appena avviata, e vede nel medico di base una figura centrale. Cosa ne pensa? Ma assolutamente sì, perché il medico di famiglia è essenzialmente quello che ha il polso della situazione del suo paziente e che da sempre dovrebbe essere il perno della riforma sanitaria. È chiaro che questa riforma sanitaria parte dall'opposto, cioè si parla essenzialmente di razionalizzazione detta in altri termini chiusura di posti letto, mentre bisognava cominciare da un potenziamento del territorio, quindi favorendo quelle forme di aggregazione del medico di medicina generale che sicuramente, come si diceva nel servizio precedente, evitano, trovando una risposta sul territorio, l'accesso in proprio pronto soccorso che intasa appunto queste strutture sanitarie estremamente importanti. Quindi serve un cambio di mentalità anche. Serviva un cambio di mentalità, si è partito dall'opposto, da quello che è più semplice, cioè razionalizzare l'offerta ospedaliera, che sicuramente è una normativa nazionale e che rende conto un po' della patologia che è cambiata, c'è molta più cronicità, c'è problemi cronici rispetto ai problemi acuti, però bisogna anche mettere il territorio nella situazione di far fronte a questa possibile chiusura di posti letto. E questo non è stato fatto? Al momento attuale no. Al momento attuale no, perché anche se uno legge il testo della riforma sanitaria si parla di questo potenziamento del territorio in una seconda fase. Chiudo ancora una cosa alla dottoressa Maknic prima di andare via. Qual è la richiesta che voi fate come aspiranti medici specializzandi, che, voglio dire, aspettate di poter entrare in questo sistema riformato? Ma allo stato dei fatti, per come è stato fatto questo test, riteniamo che non sia stato purtroppo un concorso meritocratico che tutti speravano. Quindi secondo noi l'unica soluzione è l'entrata e la sanatoria di tutti i partecipanti, anche perché in questa maniera si andrebbe in minima parte a tentare di risolvere il problema dell'eccesso che c'è già di noi, che siamo in troppi e devono entrare in specialità. Ma dottor Pandullo, ci sono i soldi per fare questo? No, richiede veramente un investimento importantissimo, cioè, teniamo presente che una borsa di studio per un medico specializzando costa circa più di 25.000 euro all'anno, fate un po' il conto, è un problema di programmazione, cioè di fatto questi concorsi di specializzazione sono entrati con 1 anno e mezzo di ritardo e quindi rendono conto praticamente di 2 anni di colleghi che sono in lista d'attesa. C'è il rischio di un vuoto di medici nel nostro sistema? Ci sarà sicuramente, è stato posticipato dalla riforma Fornero che praticamente ha ritardato l'ingresso in pensione di molti colleghi, che fra l'altro blocchiamo anche l'ingresso dei giovani, e sicuramente sarà intorno al 2018-2019, quindi domani.